Emilio Agnello a ETS Cometa di Agrigento, giorno 20 si celebra la festa internazionale del rifugiato. Ecco, voi organizzerete al solito diversi momenti, diverse attività. Sì, il 20 di giugno, come ogni anno, si celebra la giornata mondiale del rifugiato. Questo è un momento di riflessione sulle tematiche appunto delle persone che sono in cerca di rifugio. Diciamo che la tematica del rifugiato ogni anno assume delle caratteristiche ben specifiche, ma quest'anno, stante diciamo, le continue tensioni e nuove tensioni internazionali che in questi giorni stanno un po' preoccupando tutta la comunità appunto internazionale, assume forse un significato ancora più particolare. L'attività in specifico della giornata mondiale del rifugiato qui in provincia di Agrigento è un'attività appunto che viene svolta grazie ai progetti del sistema di accoglienza e di inclusione del Ministero dell'Interno che in collaborazione con i l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'UNHCR gestiscono la rete appunto di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia. Proprio in questi giorni è stato presentato a Roma il rapporto del SAI, delle attività del SAI per l'anno 2024 e i numeri appunto delle persone che sono accolte in questo momento in Italia grazie a questa rete sono circa appunto 55.000 beneficiari che sono assistiti nei comuni italiani. I comuni italiani che sono coinvolti in questa rete nazionale sono 1968, dunque tenuto conto appunto che i comuni in Italia sono poco più di 8.000, capite bene che 2.000 comuni che gestiscono dei progetti di accoglienza è un numero veramente considerevole, dunque un quarto dei comuni italiani è interessato appunto a questi progetti di accoglienza. E tra l'altro questi progetti di accoglienza danno anche occupazione a circa 25.000 persone su tutto il territorio nazionale, vuoi operatori dell'accoglienza, vuoi mediatori culturali, assistenti sociali, psicologi, legali, coordinatori di progetto e poi tutte le attività appunto connesse alla contabilità e alla rendicontazione di questi progetti che hanno delle durate da due biennali o triennali, dipende appunto dalle annualità. Interessante è il fatto dunque che circa sugli enti locali appunto interessati da questi progetti sono circa 737 ed evidentemente poi ci sono il numero appunto dei comuni che è di più è proprio perché ci sono diversi progetti che sono gestiti da unioni di comuni o comunità montane che hanno appunto dei gruppi numerosi di comuni al proprio interno. È interessante appunto dire che circa il 9% di tutti i posti sono occupati da cittadini europei, il 62% da cittadini provenienti dall'Africa e il 27% dai cittadini provenienti dall'Asia, in gran parte appunto provenienti dal Bangladesh. Dunque questa rete è una rete che diciamo dà un'accoglienza per circa il 20% dei richiedenti asilo, poi abbiamo circa il 16% che è già in possesso di un permesso di protezione speciale o sussidiaria e poi circa il 15% ha
proprio il vero e proprio status di rifugiato, che è appunto il massimo della protezione che un beneficiario può. Interessante infine è il capire che fine fanno questi ragazzi dopo il percorso appunto di accoglienza e di assistenza che diciamo si attesta in media sull'anno, un anno e mezzo circa. Circa il 55,8% di questi ragazzi escono dal progetto perché hanno concluso un vero e proprio percorso di accoglienza e di inclusione socio-economica, però circa il 40% anche abbandona l'attività dell'accoglienza per probabilmente recarsi in altre nazioni dopo un certo periodo appunto di assistenza. Evidentemente tutta questa rete funziona oltre ai comuni a tutta una serie di enti attuatori che sono circa 518 gli enti attuatori che gestiscono i progetti su tutto il territorio nazionale, enti attuatori appunto che sono degli enti che non hanno scopo di lucro e che dunque possono diciamo o sono degli enti del terzo settore o delle associazioni o delle ONG o comunque senza scopo di lucro. Questo era giusto per dare un minimo di riferimento rispetto ai numeri della rete nel quale si muove l'associazione culturale Cometa, che gestisce appunto 3 di questi progetti SAI nei appunto comuni di Comitini e di Santa Elisabetta e di Racalmuto in provincia di Agrigento. Voi organizzate degli eventi in particolare, ecco, citiamone qualcuno? Dunque, la giornata mondiale del rifugiato si svolge appunto il 20 di giugno e per quel giorno abbiamo organizzato un torneo tra le 3 sedi dei nostri progetti e la squadra di calcetto SD Futsal di Santa Elisabetta, che tra l'altro quest'anno ha ottenuto la promozione in Serie C, ed è la seconda edizione di questo torneo che lo scorso anno è stato molto carino e ha coinvolto la comunità sabettese, anche perché tra l'altro l'argomento, il tema scelto dall'UNHCR per celebrare la giornata mondiale del rifugiato è Community as a Superpower, cioè la comunità deve essere come un superpotere, cioè non si può appunto prescindere dalla comunità per avere un vero e proprio progetto di integrazione, perché evidentemente spesso anche nelle comunità più piccole questi processi di integrazione viene molto più semplice porli in essere, ma il ruolo della comunità è un ruolo veramente fondamentale. Quando la comunità si mette di traverso, e spesso questo succede nei primi momenti, quando qualsiasi progetto si instaura in un paese, in un contesto nuovo, e ci sono sempre delle perplessità iniziali, e questo ormai con l'esperienza è pressoché fisiologico, però ci siamo accorti che con il passare del tempo la comunità assorbe, la comunità si rende disponibile, la comunità comunque è aperta, e poi comunque da noi, tra virgolette, giochiamo facile, perché sappiamo tutti insomma che i nostri sono stati paesi che hanno vissuto sulla propria pelle questi drammi dell'emigrazione, e comunque ecco, siamo sicuramente molto più predisposti. Dopodiché, dopo questo evento di giorno 20, giorno 27 avremo un incontro
con la comunità tunisina di Mazara del Vallo, alla presenza anche del professore Karim Mannaci, che è una personalità di rilievo nel panorama dell'immigrazione in Italia ormai da decenni, e avremo appunto un incontro con la comunità tunisina e saremo poi ospiti della sagra del pesce di Mazara, per cui ci sarà anche un momento di conoscenza. Successivamente, in data appunto 7 e 8 luglio, organizziamo con appunto l'apporto del professore Karim Mannaci una attività di formazione per gli operatori dei progetti SAI, che riguarda i nuovi profili dei nuovi migranti. Cioè ci siamo ormai circa il 30% dei migranti comunque sono ragazzi che hanno un'età compresa tra i 18 e i 25 anni, specialmente quelli presenti nei nostri progetti, o migranti che sono neomaggiorenni e che dunque escono fuori dalle comunità di minori al compimento del 18° anno di età ed entrano a far parte appunto di un nuovo circuito di accoglienza, che è il circuito SAI, fino al compimento del 21° anno di età. Per cui l'approccio, vogliamo approfondire maggiormente questo nuovo profilo di beneficiario, tra l'altro capire anche quali possono essere appunto le migliori strategie per riuscire ad accorciare i tempi di integrazione, anche perché dobbiamo dire che pure questi neomaggiorenni vengono affidati a questi progetti su disposizione del Tribunale, per cui devono comunque seguire un percorso di tra virgolette educazione ed integrazione e aderire ad un progetto appunto affinché questa inclusione raggiunga il compimento. Per cui ci saranno queste 2 giornate di approfondimento. In ultimo abbiamo organizzato delle attività con la Proloco di Racalmuto, e il 5 di luglio andremo a partecipare ad un'attività di riqualificazione urbana organizzata appunto dalla Proloco di Racalmuto, e anche lì sarà un ulteriore momento di coinvolgimento della comunità e dei nostri beneficiari. Questo è un po' il programma di questa attività della Giornata Mondiale del Rifugiato. Si innesta in realtà in un contesto internazionale veramente preoccupante, difficile. Non ci aspettavamo questi ulteriori fronti di guerra che hanno colto un po' tutti di sorpresa, e l'auspicio è quello che prevalga il buonsenso e prevalga appunto la diplomazia, perché non pensavamo veramente di doverci misurare nuovamente con situazioni così delicate e così